Buonasera. Buonasera o buonanotte o buon mattino, a seconda se c'è qualcuno che si sveglia presto presto. Ehm, Non è che mi diverto a fare, così dei collegamenti tardi, però tengo presente e saluto che, questo intervento verrà, ascoltato adesso, per chi lo ascolterà, più in modo più numeroso, cioè vale a dire alla mattina, nella mia rubrica Scuola di Magia, perché, devo ricorrere a questo piccolo stratagemma perché, ahimè, l'aereo ce l'ho alle 9 e quindi io in questo momento sto volando su Roma per arrivare al lavoro. Per cui, saluto tutti quelli che mi stanno ascoltando in questo momento, su, le magiche onde di Radio Libertà. Confesso, non sono in diretta, come probabilmente ve ne accorgerete dal fatto che non vi faranno fare la telefonata per, le domande, ma, la diretta sarebbe adesso, all'1 e qualcosa di notte. Volevo diciamo ragguagliarvi su alcune cose su cui ho potuto fare soltanto un breve, intervento, sui TG e soprattutto per quello che riguarda la questione famosa della Cassazione, che così comincia a voler fare anche il legislatore. Però prima, scusate, vi devo semplicemente raccontare un qualcosa della serata che ho appena passato, perché secondo me anche questa vale la pena. Abbiamo fatto c'è stata una cena, un po' all'americana, quelle famose che si dicono di fundraising, vale a dire, una cena dove, diciamo con un certo qual finanziamento al partito, chiamiamolo una specie di fin day degli imprenditori, va, per chi sa di che si tratta, della mia community a Milano, con Matteo Salvini, c'ero io, c'era Giancarlo Giorgetti, c'era il ministro Valditara, c'era Alberto Bagnai, in una maniera o nell'altra, comunque c'erano presenti 350 persone. Questa cosa, dato che altre volte sono state fatte delle cene di finanziamento, secondo me è importante per la salute del movimento, perché avere 350 persone a una cena dove anche l'impegno economico che viene richiesto a sostegno del partito è significativo, secondo me non è esattamente indice di quello che normalmente viene indicato, no, perché, viene bene nella vulgata che, indicare la Lega come un partito in crisi, non ci segue nessuno, no, così, poi invece guarda caso forse mi sa, che per una volta ha ragione Pagnoncelli quando nell'ultimo sondaggio, quello che ha fatto per il Corriere della Sera, indica la Lega come il partito che sta crescendo di più, per cui, io credo che alla fine, no, un po' di lavoro insomma fatto abbastanza bene pur in mezzo a 1000 difficoltà e un minimo di differenza rispetto a quello che, fanno gli alleati, evidentemente si vede. Questo non significa che sia giusto o sbagliato, siamo meglio o peggio, evidentemente siamo un po' più riconoscibili rispetto agli alleati, rispetto a dove vogliamo andare. E quindi significa che insomma un certo tipo di lavoro secondo me sta funzionando, perché ripeto, se no altrimenti 350 posti così e come organizzazione abbiamo dovuto chiudere semplicemente perché non ci stavano più. È difficile. Stessa roba è difficile, coniugare un disinteresse che pure in passato ho visto anche per certe cose che mi riguardavano, insomma, rispetto alle sale sempre piene quando vado a presentare il mio libro, 20 anni di sovranismo. È ovvio che andare a fare presentazione del libro di interesse non è vendo il libro, no? Perché, come dire, vivo lo stesso, come voi potete immaginare, no? E chiunque sa che cosa si guadagna vendendo un libro sa che
me la chiudo solo con il primo pieno di benzina, ecco, per andare a un incontro. Però è importante invece per parlare di politica, per parlare di futuro, per avere questo stesso discorso che io in questo momento, questa stessa comunicazione che io ho con voi, però di persona, perché alla fine è più giusto vedersi di persona ogni tanto, ecco. E quindi questi incontri che faccio per le presentazioni del libro 20 anni di sovranismo, secondo me, sono molto molto utili. Io mi sto divertendo, chi viene gradisce, e quindi bene, cioè nel senso vedrò di farne di più, anche se ovviamente a casa stanno per prepararmi un patibolo se sto ancora tanto tempo fuori. Quindi in una maniera o nell'altra vedo che le cose pian piano stanno andando dalla parte giusta e ne sono molto contento perché c'è veramente tanto lavoro dietro. Adesso parliamo però di questa questione, insomma, molto fastidiosa, relativa alla Cassazione. Io spero di avervi spiegato sempre cos'è questo tipo di attacco che c'è stato alla democrazia, che arriva da tutte le parti e che ancora prosegue, che è iniziato col 92. Io questa data, no, ricorre sempre perché da una parte è la famosa data del Trattato di Maastricht e dall'altra parte, e quindi insomma dell'inizio del pilota automatico, dell'inizio dell'era dell'euro, la famosa fondazione dell'Unione Europea. Sì, c'era dentro anche la Spagna, che ne dica la Lilli Gruber e qualche altro babbeo, no, in giro, perché l'Unione Europea si fonda col Trattato di Maastricht, e i paesi erano 12, e non è quelle 12 stelle, il manto della Madonna, le 12 tribù di Israele, non erano neanche quei paesi lì, perché la bandiera era stata adottata prima. Quindi, vabbè, al di là di queste mini precisazioni, insomma, che andrebbero fatte, però è importante segnare quell'anno, perché quell'anno è cominciato a, diciamo, diventare palese il grande attacco alla democrazia. Quello che ho cercato sempre di spiegarvi è quello dove noi dobbiamo combattere con tutte le nostre forze, vale a dire il sistema tale per cui dei poteri dello Stato, quello che voi controllate, vale a dire il potere legislativo, ha cominciato a essere smantellato man mano, no? In modo tale che a un certo punto il vostro voto diventasse sempre più inutile, perché tanto i poteri alla fine venivano spostati da altre parti, per usare le parole di Monti, al riparo del processo elettorale. Ecco, io sono sempre del parere che in ogni caso alla fine, no, le rivoluzioni si fanno con la matita alla fine, no? Cioè votare serve sempre. Tuttavia, il primo picconamento, no, dell'ordine democratico, e quindi del vostro potere, della possibilità che voi avete di poter decidere delle vostre vite, si è avuto per via giudiziaria, insomma, il 92 e dell'Unione Europea. Quindi contemporaneamente, no, quell'attacco enorme che si è avuto in quegli anni 90, fra l'altro oltretutto con l'appoggio finanziario di Soros, no, e così via, vi ricordate che la crisi della lira arrivò per causa sua, e degli insipienti che gliela lasciarono fare, no? In Italia un nome fra tutti, Carlo Azeglio Ciampi, insomma, no? Questo padre della patria, no? Che in realtà dovrebbe, se fosse vivo, dovrebbe essere chiamato a rispondere delle sue malefatte, ecco, perché in realtà stiamo parlando di una persona che ha consentito tanti di quei danni, insomma, al nostro paese, che un giorno forse bisognerà fare un conto completo, insomma, per essere in ordine con la storia. In ogni caso stiamo parlando all'epoca un danno puramente monetario, ma che si misura all'epoca era in migliaia di miliardi di lire. Adesso sarebbero in ogni caso decine di miliardi di euro, derivanti da una scellerata gestione, no, dell'attacco che venne fatto alla lira sempre in quegli anni, da parte soprattutto di Soros, no, a cui fu un trasferimento enorme di ricchezza dagli italiani alle casse di Soros, che invece scommise
contro la Banca d'Italia e vinse. Allora, detto fra noi però, con questo aiuto le due forze dell'attacco antidemocratico andavano nell'ordine di dare più potere all'Unione Europea e quindi via il Trattato di Maastricht, e a far saltare il potere dei vostri rappresentanti via Mani Pulite, no? che in quegli anni cominciava a depositare le sue uova. Il sistema giudiziario era perfetto per ridurre il vostro potere, perché per Costituzione è autoreferenziale, cioè vale a dire che se anche voi per la totalità votaste per qualcosa che riguarda la magistratura se ne può fregare, perché ha un sistema unico al mondo, dove non solo è indipendente, dipendenza a pro e contro, però diciamo nessuno la mette in discussione. Stiamo parlando invece di autoreferenziale, quindi significa che non c'è nessun tipo di controllo anche di seconda istanza sul suo operato. Perché? Perché il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, è composto per 2/3 da magistrati e per 1/3 da persone scelte da voi, che pur siano esperti indipendenti, esperti di materie giuridiche e cose di questo tipo, tutto quello che si vuole, però in ogni caso sono 1/3. Quindi significa che se anche il Parlamento fosse composto da 100% da un singolo partito, il massimo che può fare è avere 1/3 di influenza all'interno dell'organo di autogoverno della magistratura, mentre invece 2/3 dipendono dai magistrati. Una cosa che non c'è da nessun'altra parte del mondo, tranne l'Albania e la Slovenia, che peraltro l'hanno copiato da noi. E vedete, questo sistema si basava su un'enorme autonomia da una parte, quindi questo sistema unico di autoreferenzialità della magistratura, e da una protezione del vostro sistema, dei vostri rappresentanti dal sistema politico. Il 92 Mani Pulite fece saltare questa barriera, e quindi, togliendo l'immunità parlamentare e con quello che ne consegue, il giudiziario poteva tranquillamente assalire il potere legislativo, accusando di qualsiasi cosa, no? e similari, anche che poi dopo millenni diventava non vero, innocente, cose di questo tipo, e dall'altra parte invece mantenere la propria autoreferenzialità. Per cui vedete che dell'equivalenza dei tre poteri, no? Quello legislativo diventava, che è quello che controllate voi, diventava più piccolo, no? Quello giudiziario simmetricamente diventava più grande. Dopodiché anche l'esecutivo ci ha messo del suo, cioè vale a dire che l'esecutivo man mano, via riduzione del numero dei parlamentari, via abolizione dei vitalizi e così via, il risultato è che praticamente il Parlamento si riesce a opporre sempre di meno anche all'esecutivo, e quindi alla fine c'è un potere sempre più piccolo del legislativo, vale a dire del Parlamento, che è quello che, ripeto, controllate voi, gli altri no, e l'esecutivo aumenta e il giudiziario aumenta ancora di più. Ecco, in questo caso stiamo assistendo a una cosa che secondo me in condizioni normali potresti fare un'alzata di spalle, ma dato che la situazione è questa, no? Quindi che c'è questa disparità fra i poteri, purtroppo non bisogna cedere di 1 millimetro. Perché cosa significa? Significa che la Cassazione, con un suo strumento, che è una specie di bollettino, una specie quasi, mi verrebbe da dire, di giornalino proprio, ecco, mettiamola così, ha ben pensato di fare tutta una serie di osservazioni tale per cui viene neanche criticato, ma viene in teoria fatto a pezzi l'impostazione del decreto sicurezza, per intendersi quello che fra le sue misure ha quella che una fra le cose più attese da tanti cittadini italiani, e se qualcuno pensa di esserne esente sbaglia, perché quando c'è una cosa molto sbagliata non dobbiamo guardare al nostro, ma dobbiamo vedere di risolverla, vale a dire quella dell'occupazione delle case. All'interno del decreto sicurezza, diciamo, una delle norme chiave è appunto quella che consente gli sgomberi facili, diciamo così, dalle case occupate, e non si fa passare dalla parte della ragione l'occupante, perché fino adesso l'andazzo era quello, cioè uno occupava e istantaneamente
diventava intoccabile. Perché? Perché se uno voleva riavere dietro la propria casa doveva fare procedure legislative che andavano alle calende greche, intanto nel frattempo la propria casa diventava intoccabile, inavvicinabile, occupata da chissà chi. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza! Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Perché? Perché se uno voleva riavere dietro la propria casa doveva fare procedure legislative che andavano alle calende greche, intanto nel frattempo la propria casa diventava intoccabile, inavvicinabile, occupata da chissà chi. Ecco, noi ribaltiamo questo, con il decreto ribaltiamo questa impostazione e guarda caso abbiamo la Cassazione che si permette di dire che è una cosa barbara e così via, perché bisogna lasciare tempo, si mette troppa fretta all'occupante, no? E bisogna stare... bisogna pensare che quindi non va bene, no, l'impostazione legislativa, che anzi potrebbe essere anticostituzionale, perché si dà il povero occupatore di case viene trattato troppo male. Questa roba poi unita a tutto il resto, cioè ogni cosa che è scritta in quel decreto che serve a tornare un paese minimamente normale, no, viene simpaticamente fatto a pezzi. Ora, a me va anche bene, nel senso che così come io mi permetto di criticare le sentenze, cioè secondo me ci sono delle sentenze che sono un abominio, sia dal punto di vista della logica, sia dal punto di vista dell'interpretazione di leggi che magari anch'io ho contribuito a scrivere. Cioè, se io scrivo una legge per dire che uno può cogliere 2 mele, non è che tu nella tua interpretazione del diritto allora puoi dire che diventano 4, 8, 12, così, sono 2, ho scritto 2. No, invece, guarda caso, ci sono delle sentenze dove dice sì, ma sono 2, ma 2 al minuto, 2 all'ora, no? Cose di questo tipo, e quindi sono 4, 8, 12. Ecco, no. Quindi io mi permetto tranquillamente di criticare le sentenze. E quindi, come sono criticabili le sentenze, per carità, sono criticabili anche le leggi. Quella legge mi fa schifo. Ottimo. Non succede, anzi ci sono dei casi dove vedo certi soggetti di partiti globalisti. Io cerco di smettere, se avete notato, di parlare di destra e sinistra, parlo di globalisti e sovranisti, globalisti e democratici, mi verrebbe da dire, perché essere sovranista è essere costituzionali e democratici. Quindi ci sono molti partiti globalisti che ogni tanto quando commentano una qualche legge dicono che è orribile. Ottimo, vuol dire che l'ho fatta probabilmente giusta, ecco, no? Perché è ovvio che una legge è data da una scelta politica e difficilmente accontentano tutti. Io sono per cercare di spostare il timone dopo 20 anni che solo una parte veniva accontentata, che vengano accontentati un pochettino anche quelli che fino adesso per 20 anni hanno preso soltanto delle grandi mazzate nelle gengive. E quindi insomma, se gli altri sono scontenti me ne farò una ragione. Quindi per carità è criticabilissima una legge, anzi in certi casi, come vi dico, è auspicabile che una legge venga criticata perché vuol dire che va forse nella direzione giusta. Quello che però diventa fastidioso è vedere un bollettino ufficiale da parte di uno dei poteri dello Stato che dice che una legge non va bene. Tu, magistratura, non dovresti neanche
specialmente tu Cassazione, no, con il tuo prestigio, ma non dovresti neanche pensarle 'ste cose qua, ma per un motivo semplice: se si pensa che una legge, è, anticostituzionale, quando ti arriverà un caso di legge all'interno di un dibattimento, all'interno di un processo, si rimanda alla Corte Costituzionale. Altrimenti quella legge lì, anche se non ti piace, la devi applicare. Perché se non ti piace la legge, allora significa che tu non solo vuoi fare il tuo lavoro, ma vuoi fare anche il mio. Significa che vuoi fare il legislatore. Ma per fare il legislatore il meccanismo è semplicissimo. Ti metti in lista e provi, perché spesso e volentieri a certi magistrati non è andata tanto bene, no? Immaginiamo i casi del mitico Ingroia, tanto per dirne uno, no? Quello che sembrava il fenomeno di chissà che cosa, poi va alle elezioni e non prende esattamente le tonnellate di voti che pensava di prendere. Ingroia, ve lo ricordate? Sembrava tutto lui. Ecco, ti fai eleggere e se ti va bene, a quel punto puoi partecipare alla legislazione. Non so, Nordio è un magistrato che è stato eletto e partecipa alla legislazione. Mantovano, idem, no? Può essere discutibile, cioè, tant'è vero che uno potrebbe pensare che non vadano bene, ecco, questi passaggi da una parte all'altra, però insomma con tutte le cautele del caso ci vogliono un po' di anni, per esempio, per passare da una parte all'altra. Secondo me potrebbe essere molto, molto utile, ma in una maniera o nell'altra il meccanismo è quello lì. Insomma, diventi legislatore e dopo che sei diventato legislatore provi a cambiare le leggi, perché ovviamente si prova a cambiare le leggi. Io non sono in grado di fare una legge da solo, se no altrimenti domani avrei abolito la Lorenzin, ecco, tanto per dirne una. Io devo avere una maggioranza che alla fine riesca a cambiare la legge. Ecco, se io Cassazione, che quindi non sono la Corte Costituzionale, fortunatamente, sono l'ultimo grado di giurisdizione, mi metto a dare giudizi praticamente politici su una determinata legge, e purtroppo non va bene, ma non va bene per niente, non va bene, perché significa che questa disparità di poteri, vi ricordate, no? L'ampiezza che ha la magistratura e la piccola parte che è quella che vi rimane, diventa ancora più complessa perché si ha la sensazione che sia una chiamata alle armi. Come dire, voi giudici, forti del mio parere, quando vi arriverà qualcosa relativo al decreto di sicurezza, disapplicatela. Dite che è una roba che non c'entra con l'Europa, mandatela alla Corte Costituzionale, fate così questo tipo, insomma, resistenza. Ecco, ma allora mi verrebbe da dire, ma se veramente la prendiamo così, allora ma perché il Parlamento, e sinceramente a questo punto mi verrebbe quasi da suggerirla, essendo che è il legislatore della fonte della legge, non si mette a fare un bell'ufficio che sforna interpretazioni autentiche e bacchettate a certe sentenze strampalate, no? Che magari vengono fuori da questa o quella corte. Allora, vogliamo fare che se a un certo punto la Cassazione prende e dice che questa legge si interpreta in questo modo, no? Così questo tipo, allora a quel punto arriva l'ufficio interpretazioni autentiche del Parlamento e dice no, invece guarda caso, invece si interpreta tutto in questa maniera e quindi questa roba qua, tanti saluti alla funzione nomofilattica della Cassazione. Vogliamo iniziare questo tipo di battaglia? Non lo so se conviene a qualcuno. Cioè, conviene? Cioè, mettiamo lì una commissione, facciamo parlamentare, facciamo commissione interpretazioni autentiche delle leggi passate. Quindi arriva una sentenza strampalata e la correggiamo. Vogliamo andare avanti così? Ma guarda che tutto sommato potrebbe anche essere interessante come strada, però
voi capite che è meglio che tutti facciano il proprio lavoro. E quindi questa grande idea, no? Oltretutto solerte, cioè subito, immediatamente uscita fuori, no? Non appena il Parlamento è tirato fuori, guarda caso è già venuta fuori una roba di 200 pagine, il cui coordinatore incidentalmente, perché poi per carità, stranamente il coordinatore del parere è stranamente il PM che si occupò del caso David Rossi, il quale venne premiato, virgolette, per la mirabile gestione di quel caso, con tutte le ramificazioni, insomma, che non sto qua a ricordarvi e citarvi, e venne messo al massimario della Cassazione, evidentemente. Ha trovato un modo per esprimere il suo disappunto, ecco, mettiamola così. Comunque, fatto sta che in generale noi stiamo parlando di un ennesimo tentativo di ridurre ancora di più l'ancor piccolo spazio di intervento del legislatore a favore di altri poteri. Per cui, insomma, io direi che bisogna stare molto attentini, ecco, molto attenti, perché queste sono cose che alla fine sono dei segnali pericolosi. Voi avete visto Trump, no? Anche lui ha avuto i suoi problemi con i giudici, però lui in modo molto, molto saggio, diciamo così, nella sua scorsa legislatura era riuscito diciamo a parificare i componenti della Corte Suprema, e quindi la Corte Suprema non ha avuto particolari problemi a dargli ragione, dicendo che non è che poteva essere che si sveglia un giudice qualsiasi e cambia lui le leggi, no? Quindi se l'è dovuto far dire dalla Corte Suprema. A me sembra in teoria normale, però ragazzi è così, perché alla fine quando si dà a uno in mano un potere, questo lo esercita. E voi dovreste rimanere molto aggrappati al vostro potere. Il vostro potere è la matita, ok? Quindi stiamoci attenti a queste cose, stiamoci attenti perché non sono bambinate. Ulteriori compressioni del potere legislativo non sono tollerabili, e rientra in questo schema quello di cui si sta discutendo in Commissione Quarta Affari dell'Unione Europea, vale a dire quella cosa che ho voluto fortemente, vale a dire la ricognizione sulla situazione dell'argomento della preminenza del diritto dell'Unione Europea rispetto a quello domestico. Chi non l'ha fatto si riascolti l'audizione di Geminello Preterossi la scorsa settimana, dove ci sono stati alcuni argomenti oggettivamente importanti. Primo fra tutti, un punto fermo, cioè se noi non abbiamo la disponibilità dei principi fondamentali della Costituzione, perché anche volendo non potrebbero essere cambiati, perché altrimenti si snatura la Costituzione stessa, come si può pensare che questi principi fondamentali non resistano di fronte all'Unione Europea o addirittura alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea? Ecco. Quindi, partendo da questo presupposto, bisogna costruire un sistema tale per cui si dia la certezza del diritto. La certezza del diritto comincia partendo da dire che quello che viene fatto nel Parlamento nazionale è legge. Non è legge ma se un giudice dice che non lo è perché dice che c'è una regola dell'Unione Europea che secondo lui non c'è, quindi vale di più, allora la disapplica, e oltretutto questa disapplicazione parte per tutti. Quindi no, non andiamo così. Già sono venuti fuori alcuni argomenti molto importanti, per esempio che questa famosa disapplicazione in realtà deve valere esclusivamente per il singolo caso, no? Già per me è abnorme, però vale per il singolo caso perché una legge, una volta che è fatta, è valida,
non può essere abrogata da una sentenza di un tribunale ordinario. Quindi cominciamo a metterla lì, perché fino adesso si era pensato che, dato che quel giudice lì ha detto così, allora la legge non vale più. No. Ma capite che veramente è una battaglia importante e complicata, perché si sta portando via anche quell'ultimo pezzettino di vostro potere. E secondo me va difesa. Io penso di difenderla, ma non perché è il mio mestiere, cioè io non difendo la mia prerogativa. Io ormai sono alla fine della mia seconda legislatura, non so, ma non credo che ci sarà una terza, e quindi poco mi importa. Bisogna sistemare le cose, ecco, perché è tutto sbagliato quello che abbiamo ereditato, e man mano queste cose devono essere sistemate, perché il ventennio del globalismo ha fatto dei danni clamorosi, e la battaglia fatta sotto traccia per il mio ventennio del sovranismo spero che abbia dei frutti, e spero che venga poi considerata come una parte importante di quello che c'è stato per riportare alla normalità questo paese. Vedo che ci sono in linea 300, un sacco di persone per l'ora. Mi spiace veramente che chi in questo momento sta sentendomi su Radio Libertà non possa intervenire, però tenete a mente queste riflessioni e ne riparliamo la volta prossima, quando sarò sperabilmente in diretta. Chiudo con una questione relativa a una delle domande che vengono fatte molto frequentemente, vale a dire il decreto flussi, no? Allora uno dice, ma qui arrivano 500.000 di migranti. No, allora non è il posto, che non è la mia materia, quindi io non so perché vengono fatte le cose così, perché non sono esperto di materie di lavoro. Quelle sono più o meno le richieste che arrivano dal mondo produttivo, che dice che o dalle famiglie, insomma, perché ci sarebbe bisogno di regolarizzare, diciamo così, persone che in teoria già lavorano, quindi badanti, colf, stagionali o così questo tipo. Quello sono, diciamo, le richieste del mondo del lavoro. Perché si fanno questi numeri così grandi? Perché al lato pratico sembra, così mi hanno detto, che quando arrivano le domande, arrivano dei numeri enormi di domande, ma alla fine ne vengono dati come permessi stabili di soggiorno dei numeri piccolissimi. In certi casi si arriva all'1%. Io non capisco perché venga utilizzato questo sistema di imbuto, cioè dove dire si sparano le domande, dopo arrivano chissà quante richieste di essere regolarizzati, ma alla fine di lavori stabili, no, con permesso di soggiorno stabile per motivi lavorativi sono pochissimi. Non lo so, comunque se la domanda che vi ponete è ma questo significa che arrivano 500.000 di migranti o così tipo, no, ovviamente no, non è così, cioè questo stiamo parlando di regolarizzazione lavorativa di un certo numero di persone, che sono principalmente in 3 ambiti, no? Che sono le colf e le badanti da una parte, che sono gli stagionali dall'altra, e il subordinato autonomo subordinato dall'altra parte. Un po' sarà che le procedure sono farraginose, un po' che è complicato, non so perché, ma il risultato comunque è che ci sono tot persone che probabilmente già lavorano in nero, ma che vorrebbero essere regolarizzate, perché stiamo parlando in ogni caso di un datore di lavoro che richiede, no, questo tipo di regolarizzazione, ma spesso volentieri non riesce. Quindi significa che arrivano 500.000 migranti in più? No, i migranti sono quelli che devono essere respinti, e continueremo ovviamente a andare in questo senso, e io continuo a pensare che un buon segno, con veramente tutta l'amicizia e il rispetto per Matteo Piantedosi, che secondo me sarebbe in grado veramente di fare qualsiasi cosa all'interno dell'Italia, perché io penso che sia veramente un grande servitore dello Stato, però in certi casi sarebbe opportuno dare un segno politico, e io credo sempre che sarebbe una scelta molto
corretta da parte di Giorgia Meloni, quella di consentire il ritorno di Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, perché quello che ci interessa non è quanti vengono regolarizzati perché effettivamente hanno o possono avere un lavoro. Quello che ci interessa è che non arrivi più mezzo clandestino. E io credo che chi meglio di lui, che ho visto stasera molto in forma, a questa cena di fundraising che c'è stata qua a Milano, possa garantire un controllo ferreo sulle frontiere come quello che i nostri elettori chiedono. Grazie per l'attenzione, anche se gli orari sono quelli che sono, e alla prossima.